a questo punto, proprio parlando di paesaggio, quindi di ambiti molto ampi e di visuali, devo dire, no, grandi, di complessi territoriali da gestire, chiamo Marina Colaizzi, segretario generale dell'Autorità del Bacino del Distretto delle Alpi Orientali, ricordando a tutti i relatori gentilmente di restare nei 5 minuti. Grazie mille. Grazie, buongiorno, grazie a tutti. Ringrazio per l'invito il Presidente, il Direttore, e non mi nascondo una certa emozione, è il primo convegno pubblico a cui partecipo in qualità di segretario. Grazie. Sono consapevole dell'importanza del ruolo e delle responsabilità che ne conseguono e, come ho avuto già modo di confrontarmi prima dell'avvio del convegno con alcuni di voi, della necessità di un rapporto di condivisione, di confronto con le realtà del territorio per trovare quelle soluzioni che possono essere, come dire, migliori possibili per contemperare qualunque tipo di interesse in gioco, che sia dalla tutela del paesaggio, che sia la tutela della risorsa idrica, la resilienza agli eventi estremi, ma anche salvaguardare la realtà socio-economica di riferimento. Ci sono state delle precedenti come dire, contributi e mi vorrei concentrare soprattutto sull'ultimo che ha fatto il vice rettore, quando ha parlato della necessità e dell'importanza dell'università. Il Piano Nazionale di Resilienza sottolinea fortemente la necessità di accrescere le conoscenze e potenziare e perfezionare anche specifiche attività di indagini, che siano il monitoraggio, che sia l'accertamento delle perdite di rete, che sia quindi una diversa modalità di irrigazione, e quindi colmare anche il gap infrastrutturale esistente. Sono stati fatti discorsi anche sulla capacità di attuare gli investimenti, pianificare, programmare e realizzare. Anche questa nell'ambito della valutazione che ha fatto la Commissione europea del Piano Nazionale di Resilienza, ha rilevato che in alcune realtà territoriali nazionali vi è un'incapacità proprio di mirare a spendere in maniera adeguata queste risorse. Che cosa chiede la Commissione europea? L'ha detto anche nella comunicazione numero 3 2020-2021, di avere già pronti dei livelli, diciamo, degli interventi con un livello di progettualità matura, con una capacità quindi di favorire la famosa transizione verde e la digitalizzazione. Quindi si chiede proprio nel campo agricolo una cosiddetta agricoltura intelligente e di precisione, e questo può essere fatto sicuramente grazie all'accrescimento delle conoscenze, quindi avere know-how innovativi che consentano quindi di gestire la risorsa in maniera adeguata per rispondere sia alle esigenze, come dire, culturali, ma anche di tipo ambientale, che pure siamo tenuti a dover rispettare proprio nell'ambito delle due direttive, la direttiva acqua e la direttiva alluvioni. Non è un caso che una fatalità forse, o anche un bene, che convergono i due piani, il Piano Nazionale di Resilienza, che mette a disposizione delle risorse per migliorare quindi le situazioni e consolidare le politiche di tutela della risorsa idrica e del territorio già in atto, e dall'altra l'aggiornamento della pianificazione distrettuale. Ci tengo a sottolineare che anche nel Piano Nazionale di Resilienza viene richiesta una coerenza e una sinergia con le pianificazioni nazionali e comunitarie, sia in termini di finanziamento, ma anche in termini proprio di pianificazione delle risorse diciamo naturali che devono essere affrontate. Perché sottolineo questa importanza? Perché i progetti che voi andrete a presentare, quindi il ruolo importante dei consorzi, è quello di avere una progettualità pronta. Questi progetti diventeranno per noi come autorità di distretto misure di piano per conseguire gli obiettivi ambientali. Le due cose sono sinergiche, devono essere complementari. Evidenzio, qualche giorno fa il MIPAF ha avuto occasione di rappresentare la componente di riferimento dal punto di vista agricolo e ha evidenziato che laddove non vi fosse accesso per tutti i progetti nell'ambito del PNRR si apre la partita della PAC. E anche in questo caso il Ministero dell'Agricoltura, in una nota di marzo, ha evidenziato che la pianificazione distrettuale, che ci tengo a ricordare è sovraordinata, rappresenta la cornice e il presupposto di riferimento, per cui è un qualcosa che non è a senso unico, non è che l'autorità decide, ma l'autorità insieme a voi decide come dire, pianifica. Per pianificare sono necessarie anche informazioni, dati
e vi chiediamo, quindi laddove non abbiate già provveduto, quindi nel qual caso invece vi ringrazio, vi sollecito ad integrare il sistema Sigrian con dati e informazioni. Sono un po' pragmatica, vado sul concreto. Perché questo? Perché quei dati, quelle informazioni diventano necessari per la pianificazione distrettuale, ma aggiungo che in quel caso diventa anche la cornice di riferimento per la futura PAC. Allora, aggiungo solo una cosa importante per quanto riguarda il Piano Nazionale di Resilienza: le tempistiche di realizzazione. Le tempistiche e cosa può succedere perché si possa inceppare il meccanismo di finanziamento. Le tempistiche, sapete, sono assolutamente cogenti. Entro il 2023 bisognerà avere tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti ed entro giugno 2026 aver concluso gli investimenti. Poi lo Stato membro potrà rendicontare entro agosto alla Commissione europea. Dall'altra, se vi è un problema di raggiungimento dei target che sono stati assunti nell'ambito del PNRR, si blocca il finanziamento di tutta la componente. E quindi qui è importante e fondamentale avere consapevolezza di quello che si vuol fare, della capacità di poterlo realizzare e quindi di conseguire gli obiettivi. È stato fatto cenno, e quindi mi permetto di sottolineare il fatto del deflusso ecologico, quindi mi prendo almeno qualche minuto per rappresentare questa particolare, come dire, misura che tanto preoccupa per ragioni ovvie il settore agricolo. Sappiamo che ci sono dei protocolli sperimentali, al momento non sono ancora conclusi, quindi nelle more della valutazione degli esiti di questi protocolli, come autorità di distretto abbiamo ipotizzato una serie di scenari. Un primo scenario che può dare, come dire, a valle della sperimentazione, dà prova che non è necessario raggiungere i limiti di deflusso previsti dall'algoritmo, perché si ha capacità di garantire quel tipo di, diciamo, l'habitat di riferimento. L'altra possibilità è che invece venga fuori da questi protocolli che vanno rivisti tutti i parametri dell'algoritmo e quindi si rivede e si fa la taratura in ragione degli esiti delle sperimentazioni. Nel caso estremo, quello che più preoccupa il mondo agricolo, che invece la sperimentazione dia prova che i valori dell'algoritmo sono, come dire, li confermi come valori necessari, come autorità stiamo pensando di poter far ricorso alle deroghe che pure la direttiva quadro acque prevede. Però in questo caso torna utile, torna di nuovo necessario avere numeri, avere informazioni, avere dati per poter far ricorso alla deroga e nel qual caso viene anche richiesta la necessità di misure di compensazione. Tra le misure di compensazione, ve lo dico, ed è importante, può essere il piano di gestione della siccità, una misura che dovreste adottare in quanto consorzi, che rende, come dire, una serie di scenari di riferimento che garantisce la possibilità di fronteggiare situazioni estreme avendo già una serie di misure, ipotizzando già una serie di misure. E in questo contesto, forse è una novità, magari ne avete già a conoscenza, in ambito comunitario si sta discutendo una direttiva che parla delle infrastrutture critiche. In realtà centra l'attenzione sui cosiddetti soggetti critici. Nell'ambito della discussione ancora in fase negoziale, si parla dei soggetti che gestiscono anche infrastrutture come i grandi invasi, e quindi molti di voi saranno concessionari e gestori di invasi. Ecco, in questo caso la direttiva, si chiama la direttiva CER, prevede una valutazione del rischio sito-specifica proprio per essere in grado di essere resilienti a qualunque tipo di evento, che sia un evento di tipo ambientale, quindi alluvioni o siccità, ma anche antropico, che possa essere un inquinamento o addirittura, scongiurandolo, un attentato terroristico. Viene richiesta una valutazione del rischio sito-specifica e in questo caso il discorso del piani di gestione della siccità può essere già una misura di contrasto ad un evento estremo e quindi potremmo dire in qualche maniera vi trovereste avvantaggiati. Le tempistiche saranno particolarmente stringenti e quindi potrebbero, come dire, richiedere anche lì ulteriori costi. L'importanza della pianificazione nell'ambito del PNRR dà modo di poter attuare quegli interventi che torneranno utili anche ai fini del
del deflusso ecologico, risparmiando risorsa idrica, lascia una maggiore quantità in alveo, e quindi potremmo anche andare a contemperare quell'interesse contrastante che in questo momento si può generare dalla necessità di garantire una certa cultura e la necessità di conseguire un obiettivo ambientale. Se vi dovessero essere, come dire, ulteriori chiarimenti per quanto riguarda il deflusso ecologico, mi ha accompagnato l'ingegner Braidot, che eventualmente vi può dare dati e anche informazioni più puntuali. Un'ultima cosa, vi chiedo di prendere in considerazione che la direttiva dei flussi ecologici, come anche la direttiva concessioni, che diventeranno parte integrante della pianificazione distrettuale, dicevo, la direttiva dei flussi prevede che i concessionari di derivazioni in atto risultate significative a valle dell'analisi delle pressioni possono predisporre un piano di implementazione finalizzato al deflusso ecologico, e anche attraverso quelle misure e quegli interventi che voi andrete a realizzare col Piano Nazionale di Resilienza. Per cui in questo caso, nel momento in cui andrete a fare questo piano, e vi solleciterei ad adottarlo, diventa per l'autorità di distretto motivo di presa, come dire, diventa anche da parte nostra una misura da portare nella pianificazione distrettuale. Spero di aver dato un contributo e sono, come dire, disponibile a qualunque confronto quando e se avremo modo, ma sicuramente avremo modo di consolidare il rapporto già avviato a suo tempo dall'ingegner Baruffi. Ringrazio nuovamente per l'invito e buon lavoro.